Buongiorno Sicilia, lunedì 25 novembre da Michele Cucuzza e da Luca Ciliberti. Allora, oggi i temi saranno innanzitutto la giornata internazionale contro la violenza contro le donne, a cui parteciperà naturalmente anche la UIL. Avremo con noi in studio il segretario generale della UIL Sicilia, Luisella Lionti. Poi ancora Le pupiate di Garibaldi, un originale libro che ci presenterà il collega Lazzaro Danzuso, e ancora la donazione e la procreazione assistita. Ma prima di tutto niente paura, però c'è stato un terremoto di magnitudo fra 2,9 e 3,4 della scala Richter che è stato registrato intorno alle 4 di questa mattina in provincia di Catania. Lo fa sapere l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa si è verificata a Ramacca, a una profondità di 9 chilometri, e per il momento, grazie al cielo, non si registrano danni a persone o cose. A Siracusa c'è stato un agguato nel centro storico. 2 giovani a bordo di uno scooter hanno sparato a un 23enne mentre era alla guida, è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Non si esclude si tratti di un regolamento di conti. Vediamo i particolari. L'auto ferma in strada a Ortigia. Sono passate da poco le 20 quando un ragazzo diventa un bersaglio mobile. Secondo i testimoni gli si avvicina una Vespa con a bordo 2 giovani. Lui abbassa il finestrino, uno dei 2 gli spara, forse con una pistola d'aria compressa. Tutto nel giro di qualche istante. Il giovane, 23enne di Priolo, scende dall'auto e si accascia a terra. È ferito. Tra i tanti passanti si diffonde il panico. Lui intanto viene portato in ospedale, mentre la sua auto resta qui. Saranno i carabinieri a ricostruire la dinamica esatta, anche se pare che questo sia un punto cieco, senza telecamere. Non è da escludere comunque che si possa essere trattato di un regolamento dei conti. Il giovane potrebbe conoscere chi gli ha sparato. Ancora però non si hanno molti dettagli, gli investigatori sono al lavoro. Nelle prossime ore si dovrebbe avere un quadro più chiaro. Questo a Siracusa. A Piazza Armenina invece la popolazione si interroga ancora sulla morte di Ilari ed è spuntato nelle ultime ore un fotogramma, secondo il quotidiano La Sicilia, nel quale si vedrebbe la ragazzina che è stata trovata impiccata in atteggiamenti intimi. Intanto la famiglia di Ilari continua a chiedere verità. Tanti dubbi e ancora nessuna verità. Il caso della morte di Larimar Annaloro resta un giallo, ma ora spunta un nuovo elemento. A scoprirlo è il quotidiano La Sicilia, che rivela l'esistenza di un frame in cui si vedrebbe la ragazzina di 15 anni in atteggiamenti intimi. Una prova che sarebbe sul cellulare di molti studenti a Piazza Armerina, non solo di quelli che frequentano il liceo scientifico Majorana. Una prova quindi dell'esistenza di quel famoso video che confermerebbe l'ipotesi del revenge porn. La procura dei minori di Caltanissetta, che indaga per istigazione al suicidio, pochi giorni fa aveva disposto il sequestro dei telefonini di 8 ragazzi, ma dagli accertamenti non era emersa nessuna immagine di Larimar. Ora invece spunta questo frame che sarebbe stato visto e condiviso non solo dai giovani, ma anche da alcuni adulti che la descrivono una scena particolare, come riporta sempre La Sicilia. Resta da capire se a registrare queste immagini sia stato il ragazzo conteso, per il quale è scaturita la violenta discussione nel cortile della scuola poche ore prima di morire con una compagna, o se ci sia un'altra o altre persone. Intanto la famiglia continua a respingere l'ipotesi del suicidio e continua a sostenere che la ragazzina sia stata uccisa. La procura per i minori di Caltanissetta intanto martedì farà chiarezza in conferenza stampa su alcuni aspetti di cui è stata data diffusione sui media che hanno suscitato clamore dovuto alla rivelazione di alcune presunte novità. Le morti sospette all'ospedale Papardo di Messina, vertici e medici nel mirino della magistratura, 4 almeno i casi, ma per la procura di Messina ce ne potrebbero essere altri ancora. Sono 6 gli indagati per le morti sospette nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo di Messina. Si tratta dei vertici dell'azienda e di 3 medici, e quanto emergerà il provvedimento firmato dalla GIP Tiziana Alleanza su istanza della procura guidata da Antonio D'Amato, che ha portato anche al sequestro delle 2 sale operatorie del reparto, dove secondo l'accusa non sarebbero stati disposti adeguati protocolli, misure di vigilanza ed istruzioni per prevenire la diffusione di infezioni, cagionando, sempre secondo l'accusa, il decesso di almeno 4 persone.
persone. Nel provvedimento infatti si fa riferimento anche ad altri probabili presunti episodi. Dalle indagini è emerso che i pazienti, dopo essere stati sottoposti a installazioni di valvole cardiache e bypass coronarici, avrebbero contratto infezioni batteriche correlate all'assistenza sanitaria. Quindi, dinanzi alle patologie infettive, la Procura ha disposto l'acquisizione delle schede relative ai decessi registrati dall'inizio dell'anno nel reparto e verifiche sulla salubrità e sterilità degli ambienti operatori e post-operatori del Papardo. Il responso: 27 decessi con cause in numero significativo legate a sepsi, shock settico, insufficienza multiorgano, endocardite batterica, patologie connesse a contaminazione batterica degli organi interni. Il sequestro delle sale operatorie quindi arriva perché sarebbe stato riscontrato un concreto pericolo per la salute dei pazienti se il blocco operatorio fosse rimasto in funzione. E l'avvocato Massimiliano Fabio, legale della famiglia della sessantenne di Capodorlando, Donatella Canfora, deceduta lo scorso 2 ottobre dopo l'operazione del 24 settembre, ritiene il sequestro delle sale operatorie un fatto importante dopo l'esecuzione dell'accertamento tecnico irripetibile ed è anche ipotizzabile l'eventuale estumulazione, a detto della Salma, se dovesse essere necessaria per l'esecuzione degli opportuni accertamenti. Adesso vi mostreremo il bazar del rubato. A Catania è stato scoperto un capannone con pezzi di auto trafugati per un valore di 250.000 euro complessivamente. Nel deposito sono stati trovati dalla polizia in quel momento esatto 2 uomini che stavano smontando il motore di un Alfa Romeo rubata, anche questa naturalmente. La polizia ha invitato le vittime di questi furti a presentarsi in caserma. Dagli sportelli ai paraurti, dagli airbag alle ruote. Un autentico bazar dell'usato è stato scoperto dalla polizia di Catania in un capannone nel quartiere di Montepo. Oltre 140 pezzi accatastati per tipologia per un valore di 250.000 euro. Nel blitz effettuato dalla polizia sono stati sorpresi anche 2 uomini, un 30enne ed un 44enne, entrambi catanesi, trovati accanto ad un'auto con le mani vestiti sporchi di grasso, impegnati nelle operazioni di smontaggio di alcune parti di un Alfa Romeo Giulietta risultata rubata pochi giorni fa a Catania. Per loro è scattata la denuncia per ricettazione. Nel magazzino deposito sono state trovate decine di carte di circolazione gettate in un angolo e nascoste tra i pezzi di ricambio di modelli d'auto del gruppo Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep. Scopato anche un altro nascondiglio accessibile da un piccolo barco. Per procedere al prelievo e alla catalogazione di tutti i pezzi d'auto rubati, i poliziotti hanno dovuto far intervenire ben 4 furgoni. I singoli pezzi potranno essere restituiti ai cittadini previa esibizione della denuncia presentata al momento del furto, contattando gli uffici della polizia al numero 095 72 3369 ed un'altra operazione effettuata nel rione Cibali ha permesso di risalire ad altre 3 moto rubate che si trovavano in un locale abbandonato in via Stazzone, seminascoste da montagne di rifiuti. Tra poco sarà nostra ospite la segretaria generale della UIL Sicilia, Lusella Lionti. Anche la UIL naturalmente partecipa alla giornata internazionale di oggi contro le violenze, ogni tipo di violenza sulla donna. Ma prima ascoltiamo la rassegna stampa siciliana con Luca Ciliberti. Grazie Michele, hai fatto riferimento al ricordo, alla commemorazione della giornata del 25 novembre dedicata alla lotta alla violenza contro le donne, che però è un tema che non ricorre nelle prime pagine dei giornali. Adesso poi spiegheremo anche meglio attraverso i quotidiani nazionali come pesano questa notizia a tutti. C'è chi la mette più avanti nelle pagine e chi più indietro. Partiamo dal primo quotidiano di oggi, quindi non con la Gazzetta del Sud nell'edizione di Messina, perché al centro non c'è appunto la violenza, il ricordo, questo ricordo, ma il quotidiano di Messina mette lo scontro che c'è tutto politico tra Messina e la Lega, quindi tra il sindaco di Cateno De Luca, Basile, e la Lega. Ricordiamo la Lega ha un coordinatore regionale che è messinese, e quindi qui c'è il primo scontro che si è consumato a Lanci. Ma la nostra attenzione va ad un pezzo che è posizionato in taglio alto, che è questo. Oggi è 25 novembre, manca un mese al Natale ed ecco quello che succede, no? Il caro voli eccessivo rallenta il turismo in tutta la Sicilia, addirittura le prenotazioni sono in calo. Perché? Ce lo spiega meglio il quotidiano nel suo approfondimento in pagina, guardate qui, con un'analisi del costo dei biglietti, che è poi sempre quello che fa muovere
promuovere il turismo. Il caro voli rallenta appunto il turismo a Natale, prenotazioni in calo, i rimborsi della regione riservati ai siciliani per gli altri, viaggiare invece diventa un salasso. Il prezzo dei biglietti continua a salire e gli albergatori sono già in allarme, registrato, pensate, rispetto all'anno scorso, già un deficit del 30% appunto rispetto al 2023. E quindi questi sono poi i numeri all'interno. Ci sono un sacco di simulazioni con tratte nazionali ed internazionali. Il caro volo aumenta a ogni ora che passa, tanto che rispetto allo studio realizzato da questo giornale 20 giorni fa i biglietti sono aumentati in media del 15%, quindi insomma ovviamente non va meglio a uno scalo come Catania, che è diciamo centrale nel Mediterraneo. Questo per quanto riguarda appunto il caro voli, che è un approfondimento della Gazzetta del Sud, la Gazzetta del Sud che mette in pagina anche questa notizia, sempre in apertura, e poi noi la vediamo approfondita qui all'interno delle pagine. Il detenuto morto a Catanzaro, ce ne siamo occupati anche noi con il nostro telegiornale. Arriva anche una denuncia della procura di Trapani. Oggi ci sarà anche una visita nelle carceri dell'onorevole Faraone di Italia Viva con il garante dei detenuti Pino Apprendi. Il detenuto morto in Calabria a Catanzaro era un messinese, si chiamava Domenico Ivan Lauri, appunto deceduto venerdì scorso in Calabria. E sempre rimanendo nella zona di Messina, sottolineiamo questo che potrebbe essere come dire, uno scandalo, se già non lo è, perché c'è un'inchiesta che cerca di far luce su questo, su quello che riguarda le 2 sale operatorie sequestrate al Papardo. Quando si tratta della salute insomma dei siciliani non bisogna andarci leggeri, bisogna essere molto attenti, e quindi i decessi sospetti a Messina. L'avvocato che sta seguendo, che assiste una dei 4 casi sospetti, l'avvocato Massimiliano Fabio, assiste una 60enne deceduta. Bisogna fare piena luce su questa questione, e infatti l'inchiesta ha già portato al sequestro delle 2 sale operatorie ritenute infette. Andiamo a vedere un altro quotidiano, ci spostiamo sulla Sicilia di Catania, anche qui insomma non c'è traccia della giornata della violenza sulle donne, della lotta contro la violenza sulle donne, ma ci sono delle notizie molto interessanti. Anche qui l'apertura è dedicata, così come faranno e così come vedremo più avanti, alla vittoria della Coppa Davis dell'Italia, la seconda alla vittoria consecutiva, la Davis siamo noi, eccolo qua, e poi ovviamente l'apertura dedicata anche alla manovra che si sta discutendo tra i leader del centrodestra, paletti sulla manovra, anche questo la vedremo più avanti nella rassegna stampa nazionale, ma ci sono un paio di notizie che ci interessano e ci incuriosiscono. La prima è questa, guarda qua. Un intermediario, noi ci occupiamo spesso di lotta alla mafia, di fare chiarezza anche sugli anni delle stragi, quindi la fine degli anni 80, l'inizio degli anni 90, un intermediario degli 007 dietro la mancata cattura del boss Binnu Provenzano. Quindi questo è quello che viene fuori dal processo di Caltanissetta. L'altro pezzo invece che ci interessa, delle morti sospette al Papardo abbiamo già parlato, come si può vendere un pezzo di territorio prezioso che riguarda la Sicilia, che è l'isola di Capopassero, dove sorgerà un resort di lusso e quindi l'isola diventa un caso nazionale. 2 notizie tutte siciliane che andiamo a vedere in pagina sulla Sicilia. La prima, abbiamo parlato della latitanza di Provenzano, e la manina dei servizi segreti, che poi diciamo, è quello che la vulgata, la voce, no, ha sempre sospettato. Com'è possibile che quest'uomo sia rimasto per tanti anni in latitanza se non c'era qualcuno che lo proteggeva? E allora adesso gli inquirenti cercano di fare luce su questa questione. Un intermediario degli 007 imputato di concorso esterno in associazione mafiosa. Il processo è quello del depistaggio. Ci sono 2 poliziotti accusati di depistaggio, ma c'è un nome che è questo, Giovanni Peluso,
Peluso, insieme ai 2 ex generali dei Carabinieri, che sono i 2 accusati di depistaggio. Chi è questo Giovanni Peluso? Peluso è imputato di concorso esterno. Il suo capo di imputazione potrebbe tracciare nuove linee oscure tra Cosa Nostra e istituzioni. Peluso, senza essere un affiliato di mafia in concorso con Leonardo, Giuseppe Porti e Antonio Mazzei, detto lo zio Toni, eccolo qua, avrebbe fornito un rilevante mantenimento e rafforzamento dell'associazione mafiosa, in particolare alla latitanza di Bernardo Provenzano. Questo non lo dice la Sicilia, ma lo dicono i giudici, quindi la Sicilia riporta quello che dicono i giudici. Sembra molto interessante, diciamo, anche questa lettura, anche se a distanza. E poi la questione dell'isola di Capopassero. Tutelare l'isola o diventerà un report di lusso? Attenzione, perché quest'area, qui c'è la foto che è bellissima, no? Siamo proprio nella parte più a sud dell'isola, quindi della Sicilia, qui siamo proprio quasi nella punta estrema, e l'area è stata acquistata per 10 milioni di euro. Ma chi è che si ribella? Non la politica siciliana, ma un politico napoletano di Alleanza Verdi e Sinistra, che è Bonelli, che passa per un rompiscatole, che fa sempre interrogazioni e denunce su tutto. Stavolta Bonelli cosa fa? Denuncia l'inezia della regione, quindi vedremo come finirà questa questione. Vedete, la Tonnara e l'isola di Capopassero sono prossime alla cessione ad una società immobiliare con sede a Milano, la Lio Hospitality Venture One SRL. Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di un affare di circa 10 milioni di euro e sarebbe già stato sottoscritto il preliminare di vendita con conseguente versamento di una somma di 1 milione a titolo di caparra. Quindi come ci insegnano i contratti elementari, se salta l'accordo, speriamo di sì, la regione sarà costretta poi a pagare anche questa caparra. Andiamo velocemente invece a vedere la prima pagina della Sicilia di Catania. Eccola qua il riferimento c'è alla violenza sulle donne, perché oggi ovviamente ci saranno tante manifestazioni in tutta Italia, anche a Catania. Oggi si celebra appunto il 25 novembre, la storia, le battaglie, le iniziative per fermare gli abusi, e ce ne sono anche oggi di racconti. Perseguita l'ex compagna con continue minacce, scatta il divieto di avvicinamento. Dentro tante testimonianze, ce lo ricorda anche il sommario di questo articolo, 2 testimonianze dell'orrore: una madre picchiata per anni da suo marito davanti alle figlie e una giovane intrappolata all'ombra dell'ex che poi è diventato stalker. E poi ci sono i carabinieri che sono vicini alle vittime nel momento della denuncia, in tutto il percorso del processo, modus operandi della centrale operativa, la polizia in prima linea con un convegno in tribunale e un camper in Piazza Verga per arginare il fenomeno. Abbiamo detto appunto partecipate anche tutte queste iniziative. C'è anche il riferimento alle notizie che abbiamo sentito poc'anzi, questo bazar del rubato, blitz a Montepo, nel capannone abbandonato, più di 100 pezzi di auto rubate. Pensate quante persone hanno fatto piangere questi malviventi. La refurtiva è stata catalogata e valutata, se immessa sul mercato illegale, appunto, come abbiamo sentito, avrebbe fruttato 250.000 euro. I cittadini che hanno fatto denuncia di furto potranno rivolgersi alla questura. Questo è un consiglio che danno anche poi le forze dell'ordine: denunciate, perché ci sembra impossibile poi recuperarle queste macchine, però quando si recuperano poi vi restituiscono in questo caso i pezzi. Andiamo velocemente a vedere anche l'ultimo quotidiano, l'ultima prima pagina di oggi, per quanto riguarda la rassegna stampa regionale. Parliamo del Giornale di Sicilia. Movimento 5 Stelle chiude l'era Grillo, è un'apertura di taglio nazionale che vedremo ovviamente più avanti. Oltre 6 militanti su 10 votano per l'abolizione della figura del garante, addio anche al limite del doppio mandato, l'ultimo attacco del fondatore, da francescani a gesuiti. In pagina, centropagina, la foto del giocatore del Palermo, ma il Palermo non vince, rosa sempre inceppati, non basta di Francesco. Poi le altre notizie di sport. Andiamo invece, anche qui vedete, riporta stesso editore della Gazzetta del Sud, la questione del caro voli che frena i turisti. E poi in taglio alto questa notizia che, te lo dico già adesso, leggeremo più avanti, magari alla fine del nostro Buongiorno Sicilia, che riguarda l'epistolario postumo di Camilleri, che è diventato un libro e che sarà appunto in libreria tra pochissimo. Racconta il rapporto che aveva Camilleri con la sua famiglia, con gli amici e con la madre.
Bene, grazie Luca. Adesso diamo subito un'occhiata al traffico, soprattutto nella Sicilia orientale. Ci colleghiamo con la polizia stradale Sant'Agata di Militello con il sostituto commissario Massimiliano Fiasconaro, al quale diamo il buongiorno. Lo vedo già operativo in strada. Qual è la situazione, commissario? Buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Per fortuna oggi non sono state registrate particolari problematiche sulla circolazione stradale nella Sicilia orientale. Si segnalano alcune situazioni che caratterizzano in negativo la circolazione sulla nostra Sicilia orientale. C'è al solito traffico intenso sulla tangenziale di Catania tra gli svincoli di Paese Etneo e San Giorgio, e soprattutto in A18 tra lo svincolo di Acireale e quello di Giarre, dovuto ai cantieri per il ripristino delle condizioni di sicurezza dovute rese problematiche per l'alluvione degli scorsi giorni. Qualche problema anche sulle statali, la SS 121 dove insiste un traffico veramente intenso, e anche sulla SS 192 per la demolizione del ponte di Taino. Per bypassare questo ponte è stata naturalmente prevista circolazione alternativa. In aventi sulla Messina-Palermo, da questa sera verrà istituita dalle ore 22 alle ore 6 uscita obbligatoria allo svincolo di Brolo, con rientro eventuale allo svincolo di Patti, per la circolazione diretta alla città di Messina. Raccomandiamo grande attenzione sempre sulla 20 tra Messina e Catania per i doppi sensi di circolazione sui viadotti Buzza e Furiano. Non sono state segnalate altre problematiche, è tempo delle nostre raccomandazioni. Raccomandiamo sempre il rispetto delle norme del codice della strada all'interno degli autoveicoli, sempre con cinture allacciate anche nei sedili posteriori, e a bordo delle nostre moto sempre con il casco ben allacciato. È necessario, poiché per fortuna sono previste condizioni atmosferiche buone, non eccedere la velocità, anzi commisurarla alle particolari condizioni della strada e del traffico. Si faccia attenzione alle condizioni tecniche del veicolo, soprattutto nei pneumatici, ed anzi rammentiamo che ove è prescritto l'obbligo di catene a bordo, queste dovranno rimanere in auto, o in alternativa bisogna montare veicoli, pneumatici invernali o 4 stagioni, ove è impresso la sigla M+S, Mages No. Dalla Polizia Stradale Sicilia Orientale è tutto, a tutti buon viaggio e buona strada. Grazie tante commissario Fiasconaro per le sue informazioni, le sue raccomandazioni estremamente precise e opportune. Adesso diamo un'occhiata al Tondo Geni dalla parte... vediamo, oggi è una bella giornata, non solo perché mi pare splenda il sole, tra poco il meteo ce lo confermerà, ma anche perché il traffico scorre, per quanto intenso come sempre, ma scorre, a parte ovviamente ogni tanto qualche semaforo pedonale che fa benissimo ad essere là. Allora, adesso facciamo una pausa, tra poco appunto vi confermo che vedremo un po' la situazione del meteo, e poi sarà con noi la segretaria della UIL, Luisella Lionti, per parlare di questa importante giornata di oggi contro la violenza sulle donne. State con noi, buongiorno Sicilia, con Luca Ciliberti, tra poco la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. A dopo. Buongiorno Sicilia, la parola a Luca Ciliberti, diamo un'occhiata alle prime pagine, e non solo, credo, dei quotidiani nazionali. A te Luca. Grazie Michele. Allora, le prime pagine dei quotidiani si concentrano ovviamente molto sulla politica. Ieri l'incontro tra i leader del centrodestra per capire cosa mettere, cosa togliere dalla manovra fiscale, cosa limare in questo senso. Una pericena che, diciamo, non è un termine che si addice molto, no, alle figure istituzionali. La pericena la facciamo io e tu, magari, però la fanno anche i politici. La fanno anche i politici. Abbiamo scoperto che la fanno anche. Ma con l'A per
centro, come dicono i milanesi. Adesso cercheremo di scoprire anche cosa c'era lì Esatto. tra i cocktail dei ministri. Quindi però insomma su tutto ci sono un paio di iniziative che il governo vuole portare avanti, e poi si è conclusa l'iniziativa del Movimento 5 Stelle, che cambia totalmente pelle al movimento, che diventa di fatto un vero e proprio partito. Si parla anche ovviamente della ricorrenza della giornata della lotta contro i femminicidi. Allora, primo pagina di oggi, partiamo dal Corriere della Sera. L'apertura, come vedete, è dedicata appunto alla nuova pelle del Movimento 5 Stelle. Conte chiude l'epoca Grillo. L'ex premier si prende il Movimento 5 Stelle. Da questa kermesse, da questa convention, vengono fuori 2 o 3 rivoluzioni importanti, che sono l'abolizione del garante, quindi via Beppe Grillo, che era il garante di fatto del partito, il tetto ai 2 mandati, quindi salta il tetto ai 2 mandati, quindi potranno ricandidarsi anche coloro che hanno già fatto 2 mandati, e il sì alle alleanze. Ci ricordiamo, né di destra né di sinistra era lo slogan del Movimento 5 Stelle, che aveva ovviamente una repulsione per le alleanze. L'ira del fondatore, che è appunto Beppe Grillo, che dice: da francescani sono diventati gesuiti. Vertice della manovra, Meloni invece ai suoi vice: abbassate i toni. E poi la violenza contro le donne non è un gioco di parole. Oggi è giornata internazionale, scrive Barbara Stefanelli, qualcosa è cambiato. Abbiamo scritto, ripetuto un anno fa, in questi stessi giorni di novembre, mentre le piazze italiane si riempivano di promesse e di rumore di ragazzi e di ragazze, di donne e uomini, di generazioni che si riconoscevano nel nome di Giulia Cecchettin, la 22enne ammazzata da Filippo Turetta. Parla tra i giornali anche il fratello di Filippo Turetta, la sorella di Giulia Cecchettin, insomma tutti in questa giornata, adesso vedremo, cercano di alzare l'attenzione su questa questione. Poi la politica internazionale: è stato ucciso il rabbino che era sparito, quindi insomma qui si scatenano le ire di Israele. Netanyahu non le manda a dire, dice appunto: farò giustizia, ma si avvicina, sembra, la tregua in Libano. Questo è quello che ci dicono alcune indiscrezioni riportate dalla TV israeliana. Andiamo a vedere la prima pagina anche della Repubblica. Vedete ancora qui la politica al centro nell'apertura del giornale. Conte cancella Grillo, la Costituente conferma l'ex premier leader del movimento. Aboliti il garante, il limite ai 2 mandati, e il fondatore dice appunto: da francescani e gesuiti. E poi il sì alle alleanze, la sinistra con le alleanze della sinistra, ma applausi agli appelli antimigranti. Quindi questa è un'altra svolta importante in casa 5 Stelle. Vedete Giulia invece qui di spalla. Giulia parla alla sorella: sono morta con lei, per mantenere appunto viva l'attenzione su questa questione dei femminicidi. In tutte le pagine vedete il trionfo italiano nella Coppa Davis. Andiamo a vedere dentro, visto che abbiamo visto le prime pagine dei primi 2 quotidiani italiani, andiamo a vedere la questione che riguarda le donne, che oggi, almeno personalmente, Michele, mi permetterai, mi sembra abbastanza importante. Quindi insomma facciamo come non hanno fatto i giornali, che hanno posizionato la questione della violenza sulle donne più avanti, tra le pagine 17, 18, 23, 24, insomma molto più avanti. Per il giornale più importante è la politica, sempre. Per il giornale, sì, e come sappiamo una pagina in più o in meno determina l'importanza di ogni notizia in tutti i giornali, quindi una ogni 3. I dati sono veramente inquietanti in questo 2024. Ci sono più 57% di richieste d'aiuto rispetto all'anno precedente, ma ci sono già tanti casi di femminicidio. 99, vedete qua le vittime in questo schema del Corriere della Sera, 99 già le donne vittime nel 2024 contro le 108 del 2023, ma ricordiamo siamo solo a novembre. Speriamo che questo numero ovviamente si fermi qui, però il tema è veramente importante. Nel 2024 un centinaio le donne uccise, oggi è la giornata, il boom degli assassini under 25. Il giudice Roe dice: il problema non sono i migranti ma il patriarcato, quindi
identificato bene qual è il problema. Questo è il Corriere della Sera, eccola qua, la sorella di Giulia Cecchettin, lei aiutava la madre e lui si lamentava e noi gli dicevamo curati, quindi già c'era questo rapporto tossico in casa di Giulia Cecchettin e di Filippo Turetta. Il fratello di Turetta che ha parlato dice: io guardate, non avevo capito niente, ero all'oscuro di tutto. Queste sono ovviamente testimonianze che non riporteranno in vita Giulia Cecchettin. In un altro quotidiano, eccola qua, parla Chiara Tramontano. Eccola qua, oggi Giulia avrà giustizia, ma la nostra vita è finita. Questa è Giulia Tramontano ucciso da Alessandro Impagnatello, e quindi un altro. Sono questi due casi, no, che hanno tenuto alta l'attenzione per tutto l'anno su questa vicenda. Stasera la sentenza sull'omicidio della giovane uccisa a coltellate dal compagno mentre era incinta, la sorella. Se avrà l'ergastolo non esulteremo, da noi resta solo il dolore. E questo insomma è il racconto diciamo, che i due principali quotidiani fanno su questa questione che riguarda appunto la lotta alla violenza e quindi in favore appunto della lotta contro il femminicidio. Andiamo a vedere invece un po' di politica, la pericena, quella che dicevamo poc'anzi a casa Meloni. I duelli appunto sono sulla manovra. Eccoli qua, li mette ben in colonna il Corriere della Sera, la finanziaria degli emendamenti. Si tenta di intanto tagliare il canone TV, che è una tassa che pesa molto per gli italiani, no? Si vorrebbe abbassare fino a 70 euro l'anno, e poi le tensioni salgono sull'IRPEF, sul taglio dell'IRPEF che penalizzerebbe molto il ceto medio. Su questo si sta discutendo, ed eccoli qua i leader che parlano, messi in pagina, vicino al taglio del canone. Forza Italia vuole le compensazioni appunto sull'IRPEF, la dice però abbassate i toni perché sennò qui rischiamo di andare a sbattere. Tajani evoca l'autonomia, la riforma è indigeribile, quindi parole abbastanza pesanti a proposito di abbassare i toni. Andiamo a vedere anche la questione che riguarda ovviamente il Movimento 5 Stelle. Io, Michele, ti chiedo da chi ci saremmo aspettati una posizione tra tutti questi quotidiani, soprattutto tra i politici. Certamente dal Fatto Quotidiano, che è il quotidiano vicino al Movimento 5 Stelle, dal Movimento 5 Stelle, che ha un titolo che non delude di fatto, anche se diciamo per opportunità di giornata forse il termine non è quello più giusto, però il tema è proprio questo: i 5 Stelle uccidono il padre per diventare maggiorenni. Vince la linea Conte, la base elimina il garante e i due mandati, e qui la foto appunto del garante. Travaglio non prende parola su questa questione, però dentro la pagina possiamo vedere, eccolo qua, quello che è successo, diciamo il retroscena dal palco dell'Eur a Roma. No, l'applauso no, gli ultimi grillini contro il Vaffa in platea. Questo è il risultato che ha diciamo eliminato Grillo. Il 63% a favore dell'eliminazione del garante, quindi di Beppe Grillo. Le reazioni, appunto, c'è stato un boato in sala a leggere questi numeri. Appendino dice: brutto il boato, figo il fondatore, resta lui, e tanti festeggiano, si è scavato la fossa da solo. C'è qualcuno però che dice, e questo poi racconta, si vede in pagina negli ultimi passaggi dell'articolo, racconta poi, come dire, il sentiment che sta a contorno del Movimento 5 Stelle, i primi commenti sui social: vergognatevi, siete giovani poltronari, perché insomma eliminare i due mandati insomma lascia anche questa, come dire, questo alone di sospetto. Gli altri quotidiani però diciamo, eccolo qua, l'addio all'elevato, questa è Repubblica, con un click e dietro il palco scalta la ola, si vendicherà con una scissione, questo è quello che dicono insomma i ben informati, quindi Grillo adesso ci sarà, come dire, una questione legale legata al simbolo. Questa è Repubblica. Il Corriere, vedete qua, evidenzia il ruolo di Conte voluto da Di Maio, la scalata del tecnico nel partito personale, ora è lui il nuovo elevato, gli applausi dei figli naturali di Grillo e il trauma di Palazzo Chigi perduto. Qua ci sono tutte le foto che raccontano appunto
la storia di Conte. Velocemente vediamo le prime pagine degli altri quotidiani politici, quotidiani del centrodestra. Eccolo qua, solo nei titoli: Conte licenzia Grillo, la rivoluzione del Movimento 5 Stelle, e poi il vertice segreto, la pericena del centrodestra. Sono i due argomenti principali che tratta il giornale oggi. Andiamo a vedere anche Libero, che mette, altro che lotta al patriarcato, femministe contro le donne, quindi proprio a rompere ogni schema. Chiedono il diritto di aborto in casa con le amiche, attaccano la polizia, se la prendono con Israele e vogliono zittire chi non la pensa come loro. La violenza non si combatte così, questa è la posizione del quotidiano Libero. Mi è piaciuta, lo dico a titolo personale, anche la scelta del Tempo di mettere la testata, il colore della testata in rosso, il ricordo della giornata contro le donne, del direttore Tommaso Cerno, però il titolo principale non è sulle donne ma sul grillicidio che si tinge di giallo. Conte ruba il Movimento 5 Stelle a Grillo, spuntano Crimi e Fico al PC poco prima dei verdetti, quindi qui c'è il giallo, sorrisi e poi è tutto a posto, si chiedono tra i fan di Beppe, ipotesi di brogli dal logo alla cannabis libera, adesso la svolta pentastellata. E questo è il Tempo. Velocemente faccio vedere anche l'ultimo quotidiano che è il Foglio che guarda al centrosinistra, ecco, e dice nuova vita a sinistra. Questo è Michele De Pascale, il nuovo governatore dell'Emilia Romagna, che sembra essere appunto il volto nuovo della sinistra. Noi speriamo che non ci siano gialli se non quello del sole che splende sulla Sicilia, speriamo. Diamo un'occhiata al meteo e poi dopo con noi Luisella Lionti della Will Sicilia. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì il tempo sarà ancora variabile sulle regioni settentrionali, con qualche fenomeno verso sera sui rilievi alpini occidentali e settori interni della Liguria. Al sud sole prevalente, aumenterà un po' la variabilità tra Campania e Lazio. Sulla Sicilia splenderà il sole, nel corso della giornata di lunedì aumenterà un pochino la variabilità sui settori occidentali della regione, ma senza precipitazioni. Le temperature massime si aggireranno ancora intorno ai 19 e 20 gradi. Nel corso della giornata di martedì poco cambierà, i cieli infatti saranno sempre in prevalenza sereni, ancora un po' di variabilità sempre sui settori occidentali della regione, con nuvolosità a tratti irregolare ma senza precipitazioni. I venti in prevalenza deboli, con mari infatti calmi o poco mossi, e temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Eccoci qua, buongiorno Sicilia, e con noi Luisella Lionti, che è segretario generale della Will Sicilia, benvenuta. Grazie. Ci parlerà dell'iniziativa che il suo sindacato ha organizzato per questa mattina in occasione della giornata internazionale per porre fine alle violenze contro le donne. Si troveranno a Lombardo Radice per un convegno dibattito, e poi ci sarà anche un'altra iniziativa importante, credo, una mostra di cui parleremo fra un minuto, segretaria. Intanto vi ricordo che ci sono altre iniziative, naturalmente se ne parlerà nelle scuole, ma c'è un momento importante al Palazzo di Giustizia fra poco più di un'ora, fra poco meno di un'ora, alle 9:30, con la prefetta, ci sarà il questore, ci sarà anche un camper in Piazza Verga. Voi invece della Will avete preparato una mostra itinerante con una caratteristica, come dire, che può anche impressionare sulle prime, invece vuole essere proprio significativa. Qual è? Sì, significativa perché è una mostra che mostra
come erano vestite queste donne che sono state stuprate. Quindi diciamo non dipende da come ci si veste, non dipende da come una donna sorride, non dipende da come una donna dice sì. Quando si dice no è no, e quindi vogliamo, e lo stiamo facendo in una scuola perché riteniamo il Lombardo che Radice. Lombardo Radice, un liceo, perché riteniamo che da lì si deve partire, dobbiamo difendere a tutti i costi l'istruzione, se ne deve parlare a scuola insieme ai genitori, perché l'ambiente familiare è fondamentale, si deve scardinare questa cultura patriarcale che purtroppo c'è, soprattutto qui in Sicilia, ma dai dati che si registrano non è soltanto meridionale il problema, ma è di tutta l'Italia. Occorre intervenire, non basta parlarne un giorno solo. Non basta piangere la morta per un giorno e poi non parlarne più. Occorre intervenire riprendendo chi ha un disturbo, cioè quindi non basta soltanto denunciare. Un momento, chi ha un disturbo si intende l'uomo, che in questo caso manifesta un disturbo. Quindi a chi tocca intervenire? Alla famiglia, alla scuola? A tutti, secondo me. Cioè, la famiglia chiaramente è la parte più importante, deve essere, come dire, i figli anche, educare anche i ragazzi a dire no. Non va bene, non va bene che il papà si comporti in questo modo, alla mamma non va bene se il figlio si comporta in quel modo. Bisogna intervenire e riconoscere che c'è un problema. Dall'altra parte la scuola insieme agli alunni, insieme ai familiari, laddove c'è un problema, dove c'è un ragazzo che ha un problema comportamentale, perché comunque a mio avviso un insegnante se ne accorge, allora a quel punto deve chiamare i genitori, parlare con i genitori, pensare ad un percorso, questo è il mio pensiero, a un percorso educativo, rieducativo con i figli, con una psicologa, perché sennò continueremo a parlare e contare morti. Ecco, segretario, le faccio questa domanda. Noi parliamo spesso di patriarcato, che suona un po' come qualcosa di antico, esatto, no? Di ereditato da chissà quali generazioni. In realtà purtroppo poi vediamo che in tanti casi di femminicidio o di violenze sessuali, soprattutto questo, di stupro, i protagonisti sono molto giovani, addirittura in certi casi minorenni. Ma come mai questo? Perché si era affermata una cultura, diciamo così, di rispetto di genere nel corso degli anni passati. Che è successo in questi ultimi anni? Guardi, questo io non saprei rispondere, perché comunque non sono del mestiere, non sono una psicologa, però sicuramente a questi ragazzi manca qualcosa, a questi ragazzi evidentemente sono insoddisfatti già da giovani, è come se cercassero l'approvazione comportandosi in questo modo, cioè il gruppo, per esempio a Palermo la ragazza stuprata, erano tutti al Foro Italico, erano tutti minorenni, ecco, è questo che mi spaventa, per questo dico che bisogna intervenire immediatamente, partendo dalla scuola, difendendo la scuola, perché la scuola è importante, l'istruzione è importante, e soprattutto cominciare a lavorare tutti insieme, famiglia, scuola in questo caso e istituzioni, perché il braccialetto elettronico abbiamo visto che funziona poco. Ecco, tutto questo a Lombardo Radice questa mattina, a partire da che ora? Dalle 10:30. Dalle 10:30, con una mostra itinerante con gli abiti indossati purtroppo dalle vittime di disturbo, per contrastare proprio il pregiudizio, come diceva la segretaria Lionti, se ancora si parla era vestita così, era vestita cos'altro. Parliamo però un attimo di un altro argomento. Venerdì si avvicina il giorno dello sciopero generale che voi farete con la CGIL. A Palermo ci sarà la manifestazione più importante, quella una manifestazione regionale. Non abbiamo capito esattamente le ragioni di questo sciopero generale. Le ragioni purtroppo sono sempre le stesse: chiediamo investimenti, chiediamo lavoro dignitoso, appunto.
giusto, perché anche qui avere un lavoro che gratifichi chi va a lavorare, questo è anche importante per prevenire determinati atteggiamenti. Difendiamo il lavoro, i salari, difendiamo le pensioni, l'aumento di 3 euro di pensione ai pensionati è veramente far ridere. Chiediamo investimenti mirati. Noi non vogliamo né risorse per sagre e tantomeno risorse bonus. Il bonus va bene se va a chiudere, a dare un sostegno a un reddito che già esiste, ma non può essere un bonus lasciato da solo, perché non è questo che noi chiediamo. Ecco, il governo aveva vantato fino a poco tempo fa una crescita dell'occupazione, ma voi dite però a salari bassi, e questo è il punto. Noi diciamo che è una crescita di rapporti a tempo determinato, e quando sono rapporti a tempo indeterminato ci accorgiamo che sono rapporti a poche ore, che sono tra l'altro applicando anche contratti farlocchi, nel senso che non vengono applicati contratti di settore. Noi ci lamentiamo anche per quanto riguarda anche tutta quell'occupazione che deriva soprattutto nel settore dell'industria da appalti a massimo ribasso, dove spesso per risparmiare si risparmia non avendo per esempio gli ambienti idonei, e quindi il lavoratore rischia la vita. Ecco, noi vogliamo che finalmente si parli di crescita e sviluppo per la nostra isola. Le faccio ancora una domanda che riguarda i giovani. I giovani, si sa, se ne vanno in tanti dalla Sicilia. Voi avete una valutazione e soprattutto indicate quale potrebbe essere un rimedio per rallentare, se non impedire, questo flusso verso fuori Sicilia? Noi riteniamo che torniamo sempre al discorso della scuola, fondamentale che le aziende, le imprese siano in diretto contatto con le scuole e formiamo professioni che servono, perché non serve che tutti i ragazzi escono dal liceo, quindi torniamo ai mestieri, cerchiamo di formare personale che serve, anche alta formazione, perché per esempio non si può pensare a una riconversione green se non si creano delle figure idonee per questa transizione green. La transizione green va bene, bisogna rispettare chi c'è dentro i posti di lavoro e soprattutto pensare a chi ci dovrà andare, perché non si può pensare alle transizioni se non si pensa alla transizione anche del tipo di lavoro che si deve andare a fare. Ma questo rapporto, diciamo, scuola-istruzione in generale e richiesta, offerta di lavoro non si riesce a costruire stabilmente appunto, si dovrebbe. Allora, tante volte magari succede magari nelle scuole più professionali oggi, ma scarsamente, anche perché comunque al di là di tutto gli investimenti sono pochi, dobbiamo cercare di fare rimanere, proteggere quello che abbiamo, l'industria che c'è, ma soprattutto cercare di invogliare chi vuole venire ad investire in Sicilia, perché senza strade, autostrade, senza infrastrutture adeguate penso che un imprenditore difficilmente viene ad investire in Sicilia. Abbiamo detto più precariato, meno contratti a tempo indeterminato e purtroppo anche meno sicurezza, vero? Purtroppo anche ieri c'è stato un grave episodio, un uomo che era alla guida del suo trattore, il trattore si è ribaltato e l'uomo è morto. Sì, infatti. Dicevo poco fa, appunto, non è che avvenga solo in Sicilia, avviene purtroppo un po' in tutta l'Italia. Perché d'altra parte si cerca di risparmiare laddove è possibile e spesso si risparmia in tutti quelli che sono i dispositivi di sicurezza. Non si può uscire da casa per morire, e soprattutto bisogna applicare i contratti. Un lavoratore non può lavorare 12 ore, deve avvenire una pausa, ci debbono essere delle aree di ristoro, cioè sono cose normali. Noi non è che stiamo chiedendo cose che sono cose che dovrebbero essere scontate. Invece purtroppo in molti casi non lo sono. Ricordiamo l'appuntamento della UIL nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne a Lombardo Radice questa mattina alle 10:30 con mostra itinerante all'interno
della scuola. Grazie alla segretaria Grazie a generale lei. della WIL Grazie. Sicilia, Luisa Liotti, per essere stata con noi. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco parleremo di tutt'altro, le pupiate di Garibaldi con Giuseppe Lanzaro D'Anzuso. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno. Allora, il nostro ospite è Giuseppe Lazzaro D'Anzuso, che voi conoscete molto bene, giornalista, scrittore, regista e autore di una doppia versione di un nuovo volume che si chiama Le pupiate di Garibaldi. Ora ci spiegherà che cosa vuol dire pupiate. Una versione più, diciamo, smilza per i ragazzini e una versione più corposa per gli adulti, non che ci siano problemi perché quella... Perché questa ha anche le tante altre storie che sono storie siciliane di vario genere, quell'altra invece è solo dedicata alle pupiate di Garibaldi. Ma perché pupiate? Che vuole dire pupiate? Proprio in siciliano, che vuole dire? Chi vuole dire? Esatto. Tu ti ricordi la puntata di Report della RAI dedicata alla cattura di Matteo Messina Denaro? Sì. Ti ricordi come si intitolava? No, si intitolava Le pupiate. Le pupiate. Ma che vuol dire pupiate? Dai. È una viene da pupi ovviamente. Il teatro dei pupi che cosa fa? Rappresenta delle cose che non sono necessariamente come sono avvenute, ma forse ti raccontano una realtà piuttosto particolare. E tu ti concentri sulla spedizione dei 1000, in particolare il Risorgimento. Proviamo a vedere che cosa ha organizzato, pensate un po', con l'intervento dell'intelligenza artificiale. Perché con la mia personale non ce la facevo. No, comunque, intelligenza artificiale più Giuseppe Lazzaro D'Anzuso, le pupiate di Garibaldi. Guardate che bello. Iniziamo in studio con Giuseppe Lazzaro D'Anzuso. Certo, se ti vedono i professori di università. Ma non è detto. Non è detto, perché in realtà la sensibilità sull'argomento va cambiando. È vero che c'è diciamo così, un'affezione a questa visione di Garibaldi santo. Come santo viene raffigurato anche in alcune, proprio con l'aureola, però non più come prima, anche perché troppe cose sono venute fuori nel frattempo. Tu sai benissimo che cosa sono le intercettazioni telefoniche. Certo. Oggi diciamo c'è stata un'intercettazione telefonica perché nell'intercettazione si parla tranquillamente. Per le indagini, certo. Esatto. Utilissime per le indagini. Se tu vai a vedere quelli che sono, una volta non c'erano telefono, si scriveva. Se tu vai a vedere gli epistolari, trovi delle cose divertentissime e queste sono riportate nel libro. Quindi pupiata vuol dire fake news. Esatto, ma perché le pupiate di Garibaldi narra di questa colossale operazione di comunicazione lanciata dalla massoneria britannica per fare apparire l'unità d'Italia esclusivamente come una rivolta di popolo. Ma in realtà non fu così. Che cosa è stata? Il procuratore di Napoli, parlando, Nicola Gratteri, parlando in televisione, sì, ricorda come questa passeggiata, così la definisce,
vedeva di fronte un esercito di 1000 garibaldini con 100 moschetti e un esercito regolare di 20.000 uomini perfettamente armati, e perse l'esercito dei 20.000 uomini, che è una cosa un po' strana. A tuo avviso c'è una trama un po' No, c'è una colossale operazione di corruzione. Si comprarono i generali nemici. Ecco. E finì tutto. Una volta realizzato tutto questo, ora... Ma che c'entrano l'opera dei pupi e poi anche Dumas? Perché? Perché l'opera dei pupi c'entra perché allora la Sicilia viveva in quegli anni una grandissima operazione come definirlo, di consapevolezza culturale. L'opera dei pupi entusiasma il popolo, che si appassiona talmente a questi avvenimenti che comincia a leggere e impara a leggere attraverso i testi di Giusto Lodico. Bello. E da questo nascerà la consapevolezza che porterà all'emigrazione, che è una colossale forma di protesta del popolo siciliano nei confronti di un nuovo Stato italiano che non li ha trattati molto bene. Ma lo stesso avviene anche in Veneto. Sì, infatti c'è una fortissima immigrazione in quel periodo. Quindi questa è la motivazione fondamentale, non è economica, è di protesta. O tutte e due? La protesta in che senso? L'emigrazione come protesta? Sì, vabbè, stiamo parlando di anni decisamente successivi. In questo caso che cosa sfrutta Garibaldi? Intanto il fatto che lo riconoscano in Orlando Paladino. Ecco perché il pupo. Già. Però è anche... Garibaldi si racconta che sia parente di Santa Rosalia, cioè se ne raccontano tante. La leggenda che... No, è incredibile, perché siccome lui era un Garibaldi e Rosalia era Sinibaldi, e allora dovevano essere cugini. Esatto, e quindi tutte queste cose funzionano insieme a uno strumento fondamentale, però, la promessa di Garibaldi di dare la terra ai contadini. Lui dice: daremo la terra ai contadini. Poi però, siccome l'operazione è condotta dai britannici, appena arriva a Bronte con la ducia di Nelson, tutto si ferma. Anzi, c'è un massacro, no? E c'è quello che c'è. Il primo maxi processo della storia, esecuzioni anche del matto del paese. Ma tu dici che pure il brigantaggio ha in realtà una qualche... come dire, è legata a questa vicenda, non è una forma di illegalità diffusa. Nel 2010 Anita Garibaldi, pronipote dell'eroe dei due mondi, rivela a porta una cosa poco conosciuta, cioè che Ricciotti, il figlio secondogenito di Garibaldi, educato a Liverpool, eccetera, torna in Italia e, viste le condizioni del meridione, va a combattere con i briganti. Però, con i briganti. Quindi... Il brigantaggio cos'è allora nella tua versione di Pupiate di Garibaldi? No, ma non solo nella mia. Il problema è che c'erano briganti veri, ma c'erano anche persone alle quali era stato levato ogni prospettiva economica. Cioè ci sono, come dire, degli interventi, per esempio Andrea Camilleri. Andrea Camilleri ricorda come in Sicilia ci fossero mi pare 12.000 telai ridotti a 700 Mamma mia. Subito dopo l'unità d'Italia, perché tutto doveva essere portato a Biella. A Biella in particolare. Hai capito? Ti chiedo l'ultima cosa, nella versione, diciamo, per i grandi ci sono tante altre storie. Sì. Una di queste tu naturalmente non puoi non citare Franco Battiato. Perché? Allora, intanto Franco Battiato nel 1985 si presenta
Velocemente, abbiamo poco tempo. Velocissimamente. Si presenta a Saint-Vincent vestito da garibaldino e canta una canzone in cui parla di battaglie finte, 1985. Quindi, non sapevo questo. Ecco. Ma poi parlo di Battiato parlando anche di Antenna Sicilia, perché lui, a parte il fatto che era molto legato a Baudo, eccetera. Certo, che ha cominciato qui. Esatto. Lui da qui passò e fece molte cose interessanti. Benissimo, grazie al nostro Giuseppe Lazzaro Dantuso. Il libro è edito da Cartago, versione breve per i più piccoli, Le pupiate di Garibaldi. Abbiamo scoperto che sono più o meno le fake news dell'epoca, e versione un po' più ampia per gli adulti e per le famiglie, per chi volesse, e tante altre storie oltre le pupiate. Complimenti, grazie per essere stato con noi. Volevo solo ringraziare, se mi permetti, coloro i quali hanno realizzato quel video, che sono stati Giacomo Seminara per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e Mel Pappalardo per il montaggio. Benissimo, anche noi ci uniamo ai tuoi ringraziamenti. Giuseppe Lazzaro Dantuso, Le pupiate di Garibaldi. Tra poco invece parleremo di tutt'altro, donazione e procreazione assistita, tema anche questo di grande attualità. State con noi, buongiorno Sicilia. Parliamo di donazione e procreazione assistita. Buongiorno Sicilia, con un esperto, il professor Ernesto Falciglia, ginecologo, che ha anche realizzato insieme con uno staff importante un cortometraggio sul tema appunto della procreazione medicalmente assistita o medicina della riproduzione, che, perché sia chiaro, non ha nulla a che vedere con il tema, professore, dell'utero in affitto, dell'utero in affitto o della, come si chiama in termine scientifico? Gestazione per altri. Per altri, non c'entra niente, invece questa è una cosa seria, importante e non sufficientemente praticata, è vero? Assolutamente sì. Il cortometraggio intanto non l'ho realizzato io, ma è stato realizzato dalla Just Maria, che è una casa cinematografica di ragazzi molto in gamba, che ha vinto quest'anno, come tante altre volte, il CD Awards, che è il premio più importante per la pubblicità in Italia, ordinato da Cecos, di cui io faccio parte, per l'illuminato presidente Adolfo Allegra, che gli ha ordinato un modo per poter diffondere un po', rompere questo tabù della cultura della donazione dei gameti. E in Italia esistono, ogni anno facciamo circa migliaia, 3.000, 4.000 donazioni di gameti, che vuol dire cellule uovo maschili, femminili o spermatozoi maschili, ma purtroppo meno di 100 sono le donatrici italiane. E allora dobbiamo necessariamente comprare, letteralmente, infatti dopo donazione è un termine un pochino ipocrita, queste cellule nelle banche estere. Le banche estere che sono già attrezzate per poter fornire gli italiani che purtroppo non hanno donazioni. La donazione in Italia è, per quanto riguarda i gameti, è veramente ai minimi storici. Ecco, che differenza c'è fra omologa e eterologa, professore? L'eterologa è proprio quello di cui parliamo, c'è la PMA, la medicina della riproduzione, fatta con le cellule che sono le cellule della coppia, mentre invece l'eterologa è chi purtroppo non può utilizzare le proprie cellule perché non ce l'ha. Nella donna, ad esempio, per una menopausa precoce, perché ha avuto un'ovariectomia, cioè sono state asportate le ovaie per un problema anche di tipo oncologico, semplicemente ed per è un problema... legale quella, Assolutamente sì, nel 2004 è stata vietata, la Corte Costituzionale l'ha riammessa nel 2014, ma già sono passati 10 anni e non abbiamo assolutamente donatori. In realtà l'italiano, per quanto riguarda la donazione, è un po' bipolare. Perché se pensiamo che l'italiano, per esempio, per la donazione del sangue, gli italiani fra i 18 e i 70 anni sono il 4% che donano, siamo cioè in fondo alla classifica in Europa. Quando invece parliamo di donazione di organi, l'Italia è seconda in Europa dietro la Spagna, che è leader mondiale, non europeo. Quindi c'è questo atteggiamento dicotomico, un po' diciamo quasi un po' fatalista, per dire finché sono vivo non dono niente, cellule non ne do a nessuno. Però nel
nel momento in cui poi muoiono non mi interessa assolutamente, un po' scaramantico fatalista come atteggiamento. Professore, chi può ricorrere alla eterologa? L'eterologa possono ricorrere tutte, per quanto riguarda le donne, fino a un'età di grosso modo di cui la menopausa non è ancora intervenuta, grosso modo fino a 50 anni. Gli uomini possono ricorrere anch'essi fino a 50 anni con un controllo di questi gameti che provengono dall'estero, e le donne che donano in realtà hanno all'estero un rimborso, nel senso che la donazione maschile in fondo è una eiaculazione, quindi diciamo non è che richiede una particolare applicazione, mentre la donazione dei gameti femminili richiede una stimolazione e un pick-up. È chiaro che in Italia, dove la donazione non soltanto non può essere ricompensata, ma addirittura se fatta per lucro è perseguita per legge, dalla legge 225 del 2005, di conseguenza nessuno viene a donare, perché non hanno la possibilità nemmeno di essere ricompensati per la giornata di lavoro, né tantomeno per il tempo perduto, mentre invece in nazioni come la Spagna, ad esempio, la donna viene ricompensata con quote grosso modo intorno ai 1.000 euro, e quindi c'è tutta una schiera di donne disposte a donare, e noi compriamo proprio dalla Spagna, dalla Grecia, dai paesi dell'est. Voi la distinguete in singola, doppia e blastocisti. Che vuol dire, detto in termini molto popolari? La singola molto donazione semplici? è quando viene donato il gamete di un maschile o femminile. La donazione doppia quando i gameti sono sia maschili che femminili, quindi l'embrione che si crea geneticamente non ha nulla della coppia, mentre invece esiste anche la possibilità della donazione dell'embrione, che in realtà è limitata da alcune normative in Italia. In realtà una pratica molto comune in Italia è quella della donazione del gamete a fresco, cioè anziché importare le cellule ovocitari, che sono oggi come oggi ritirate dalle banche, il cui controllo nello shipping, nel trasporto è assolutamente perfetto, però in realtà la cellula fresca ha sempre una maggiore qualità, e di conseguenza si può inviare il liquido seminale all'estero, nella banca. La banca provvederà ad indurre l'ovulazione alla paziente donatrice, questa donerà le cellule uovo e si verranno fecondate attraverso il liquido seminale del partner. Tornando ancora indietro, sempre per divulgare in modo da poi alimentare la donazione, la differenza tra l'inseminazione intrauterina e quella in vitro, la fecondazione in vitro, scusi. Sì. E sono due tecniche diverse, di primo e di secondo livello, una in vivo e una in vitro, cioè nell'inseminazione le cellule spermatiche vengono immesse direttamente all'interno dell'utero per poter raggiungere la cellula uovo, e quindi la fecondazione e l'impianto avvengono direttamente. Questo si fa in ambulatorio, si fa dove si fa? Nei centri autorizzati. I centri devono essere autorizzati perché c'è un sistema in Italia di controllo molto attento da parte del CNT, del Centro Nazionale Trapianti, di cui noi dobbiamo essere periodicamente controllati. Mentre invece la fecondazione in vitro è una fecondazione artificiale, cioè l'incontro fra le due cellule maschile e femminile avviene in vitro, si dice nella provetta, in realtà non è una provetta, ma avviene comunque in laboratorio. L'embrione viene creato e viene riposizionato all'interno dell'utero materno. Volendo alimentare un po' questa, visto che lei ha lamentato giustamente che noi siamo molto indietro, chi è in grado di farlo e che cosa deve fare? Dovrebbe essere competenza del CNT, del Centro Nazionale Trapianti, del Ministero della Salute, così come sono state fatte le campagne per quanto riguarda il sangue. Addirittura l'Avis ha fatto una convenzione con l'università per poter entrare nelle università, entrare addirittura nelle scuole per poter spingere su questa cultura della donazione. Noi abbiamo bisogno di sangue, importiamo pure quello, come abbiamo detto. Così bisognerebbe anche spingere per quanto riguarda la donazione dei gameti, ed è in questo senso che va il filmato realizzato a Just Maria grazie alla CECOS, un filmato che sta ottenendo grande visualizzazione un po' in tutti i social e viene rimbalzo un po' dappertutto, per cui stiamo un po' smuovendo questo clima di un po' di silenzio sulla donazione dei gameti. Molto importante, grazie al professor Ernesto Falciglia. Grazie a lei. E quindi speriamo presto di poterlo diffondere anche noi, questo video, di poterne vedere almeno una parte. Adesso è il momento del nostro almanacco. State con noi, buongiorno Sicilia. Grazie professore ancora. Grazie buon a voi, lavoro. grazie agli ascoltatori. Il 25 novembre di ogni anno si celebra la giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne.
Ufficializzata dalle Nazioni Unite nel 1999, la data è stata scelta per commemorare la vita, l'attivismo ed il coraggio di 3 sorelle che hanno combattuto per la libertà del loro paese. E ricordiamo col nome di Mariposas, che in italiano significa farfalle. Il colore rosso rappresenta il contrasto alla violenza di genere e viene utilizzato nei simboli di scarpe e panchine. È di fondamentale importanza l'educazione al rispetto delle differenze, annullando gli stereotipi e imparando a gestire le emozioni fin dai primi anni di età, nei quali troppo spesso i bambini assistono ad episodi di violenza. Ma sapete cosa sono i motori a combustione interna? I motori a combustione interna generano energia utile per automobili o macchinari di vario tipo. L'energia chimica del carburante viene trasformata in energia termica e poi in energia cinetica che permette alle ruote di muoversi. Ma sapevate che uno dei primi motori di Rodolfo Diesel funzionava con l'olio di arachide? Quante cose impariamo grazie al nostro almanacco. E adesso parliamo di campioni del mondo. Sono qui alla mia destra, ce l'avete voi alla sinistra del vostro teleschermo, Marco Amato. Buongiorno, buon lunedì. Buongiorno Michele, buongiorno Sicilia. Buon caffè soprattutto, d'oro direi, perché parliamo di campioni che quindi vincono medaglie d'oro, primi premi, campionati del mondo, è vero? Esattamente, ho voluto mangiare proprio con loro che il riconoscimento dei campioni, questa giornata e questa settimana che si aprono in maniera assolutamente trionfale. E beh, buone notizie un po' da tutto il mondo. Abbiamo saputo che Max Verstappen vince la Formula 1 e si consacra campione del mondo, ma l'Italia ha assolutamente fatto una meravigliosa, sfolgorante figura, perché grazie al duo Sinner e Berrettini abbiamo vinto di nuovo la Coppa Davis per la seconda volta consecutiva e per la terza volta dalla storia dello sport tennistico italiano. Benissimo, quindi come non celebrare questa splendida giornata, anche perché anche l'altra metà del cielo, la parte femminile, ha assolutamente trionfato, perché lo stesso riconoscimento va al Jasmine Paolini, giovane tennista che anch'essa si consacra una grande campionessa. Quindi viva l'Italia, viva i nostri campioni. Oggi la luna è in bilancia, che è il segno zodiacale proprio del campione di Formula 1 Verstappen, per cui benissimo per lui, una giornata piena assolutamente di trionfi. Sinner, ne abbiamo parlato più volte, è un leone, mentre invece Berrettini è un ariete, i segni di fuoco che vincono sempre con la loro energia e con la loro centratura. E beh, Sinner è proprio leone, il segno della luce, del sole e dell'oro, mentre invece Jasmine Paolini è una capricorno, quindi lo zodiaco fa onore al merito, alla costanza, alla preparazione, proprio perché il capricorno è sempre un atleta di resistenza e di tecnica. Cosa porta la luna in bilancia per chi è del segno della bilancia, per chi ha un ascendente in bilancia, per chi ha molti pianeti in bilancia nel proprio oroscopo? Ecco, la luna in bilancia è sempre la luna della raffinatezza, della bellezza, di ciò che è sancito pubblicamente, proprio perché la signora Venere fa 3 tappe fondamentali nello zodiaco, ovvero quella in Toro, dove è il suo domicilio primario, in cui Venere è femmina, mentre invece in bilancia diventa signora, è una Venere che conosce il patto sociale e conosce i behavior comportamentali che la innestano in società, diventa poi una magica sirena che canta di un amore infinito in Pesci. Queste sono le zone in cui Venere è la più potente dello zodiaco. Vi ricordo che Venere, oltre che essere il pianeta della bellezza, della salute e della pelle, è anche il pianeta della piccola fortuna, ma oggi di fortuna ne abbiamo da vendere, soprattutto
soprattutto per i segni d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, quelli che più di tutti godono di questa di questa luna meravigliosa associata a Venere. Se va bene agli Aria, quindi benissimo anche il Fuoco, quindi Ariete, Leone e Sagittario, anche se l'Ariete chiaramente se in Bilancia ce l'ha contro, per cui l'Ariete deve capire bene cosa vuole dall'amore e dalle relazioni. Ottimo per il Leone che viene comunicato in maniera glam come piace a lui. Sagittario parla d'amore e di passione. Cosa fanno i Terra, Toro, Vergine e Capricorno? Oggi con questa luna proprio il venusiano Toro ha un po' di remora, deve aggiustare un po' di nervosismi, ma ci riuscirà perfettamente, soprattutto mediando al lavoro. Vergine è una luna emotiva di 12ª casa, quindi oggi qualche paura viene finalmente sconfessata, avrete la capacità di dialogare su quelli che sono i vostri dubbi. Capricorno, luna di quadratura, quindi un po' è il caso di stare fermi, perché emozionalmente c'è qualcosa che non vi quadra, ma i vostri sospetti troveranno più o meno conferma o assolutamente si scioglieranno in una bolla di sapone entro questa sera. E per ultimi gli Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, mentre il Cancro con questa luna in Bilancia affronta proprio il suo pianeta in quadratura, la luna, e quindi deve prendere delle decisioni che lo portano un po' a calmarsi, proprio perché Plutone finalmente se n'è andato, quindi rilassatevi. Mentre invece lo Scorpione gode di una luna assolutamente amicale che spinge moltissimo a livello lavorativo e di immagine, festeggiando un po' di successi. E per ultimi i Pesci, che oggi sono un po' in sordina, oggi tendono un po' a rilassarsi e a fare tutto da lontano, magari in smart work. E detto questo, con i nostri campioni e i nostri ori, vi auguro una settimana tutta dorata e una splendida giornata. Buon caffè, grazie a Marco Amato. E adesso Luca Ciliberti, diamo ancora un'occhiata ai quotidiani? Cos'era? La mini Coppa Davis, ce l'aveva lui, c'era tutte lui. Allora, ti do 2 pagine velocemente, due notizie diciamo, interessanti. Uno è, ricordo, se n'è andato ieri a 84 anni Panseca, sì. Panseca che era il maestro di art computer, colui che disegnò il garofano dei socialisti. In questa pagina, credo sia il Corriere della Sera, un po', anzi no, Repubblica, scusa, è un po' riportato da tutti i quotidiani, questa foto di Panzera. Allora vediamo se riusciamo a trasmetterla velocemente, perché non la vedo in onda. Eccola qua, vediamo se ci riusciamo velocemente, perché è bella, perché ricorda anche, eccolo qua, ricorda la piramide socialista, questa che fu anche poi una scenografia del film di Gianni Amelio, Hammamet, che raccontò Craxi, no? Con Pierfrancesco Favino recentemente, ma fu un simbolo di quelle convention politiche, la disegnò pure lui, ecco. Bello il titolo. Bello il titolo, no? Addio Panseca, l'artista del garofano che trasformò Craxi in faraone. Questa, diciamo, è una commemorazione importante. Progettò delle scenografie congressuali a base di templi e piramidi. E poi, questo è il ricordo di Panseca, ma c'è anche quello di cui parlavamo prima, le lettere del giovane Camilleri, usciranno domani, sì. Un libro curato da Salvatore Silvano Nigro con le figlie di Camilleri. Cosa sono? Sono le corrispondenze che aveva lo scrittore con la famiglia negli anni, diciamo, dal 49 fino al 60, cioè quando lui si trasferì a Roma, quindi raccontava tutte le sue ansie, tutta la sua vita, diciamo, normale. Te ne leggo solo un pezzettino che mi ha fatto sorridere. Sì. Hai visto? Lui scriveva alla mamma, l'adorata madre. Hai visto mamma? Ho lavato le calze, sono venute abbastanza pulite, come vedi faccio progressi. Un Camilleri inaspettato. È un problema di tutti noi uomini, lavare le calze, è vero. Bene, grazie a Luca Ciliberti. Noi ci lasciamo con Tu sei lei, perché il 25 novembre come oggi, nel 2013, Ligabue ha pubblicato questo singolo e malgrado siano passati 10 anni, la canzone continua a essere amata dal pubblico e trasmessa dalle principali emittenti radiofoniche. E noi, Tu sei lei, la dedichiamo in questa giornata speciale a tutte le donne. Arrivederci a domani. Buongiorno Sicilia.